Vediamo in questa partita un esempio di cosa può succedere quando si affrontano due giocatori con 1000 punti di elo di differenza. Questa partita è stata giocata nel torneo La Perla del Deserto, disputato in Messico. Quest'anno il giocatore che aveva il bianco aveva 2450 punti elo, il giocatore che aveva il nero aveva 1400 punti elo. La partita inizia con D4, D5, C4, il gambetto di donna, come la serie Netflix, e a questo punto ci sono 3 mosse professionali contro il gambetto di donna, 3 mosse buone, sono E6, gambetto di donna rifiutato, C6, difesa slava, D per C4, gambetto di donna accettato. Il nero gioca cavallo F6, cavallo F6 è un errore molto importante, un errore molto comune, anche che vedo spesso che fanno alcuni miei allievi, è un errore davvero che fa mettere le mani nei capelli, perché a volte anche uno lo dice varie volte, però la gente si scorda. Cavallo F6 non fatelo mai. Early bird in the morning dew, full steam ahead and I don't hit the snooze. I ain't wasting time 'cause I got too much to do. Perché meglio giocare il gambetto di donna accettato, cavallo F6 cede il centro in cambio di nulla, non è possibile ricatturare in D5 con un pedone. E ora dopo donna per D5, cavallo C3, una scandinava peggiorata perché il bianco ancora ha cambiato il pedone C, non il pedone, e poi potrà su donna D8 e 4, vantaggio centrale schiacciante, su donna 5 alfiere D2, creando un attacco raggi X, preparando i 4, D5 e 5 o scoperte con cavallo D5 o cavallo B5 una volta giocato i 4, e quindi qua il nero ha giocato cavallo per D5 e 4, il bianco ha già un vantaggio schiacciante. Cavallo B6, cavallo C3. Il cavallo si è mosso già 3 volte, senza scopo il cavallo mangia tempi. G6, provando una struttura, provando a cercare un piano ipermoderno di attaccare D4, ma non ci sono le basi. Alfiere 3. Qua altri modi di giocare possono essere H3, il modo più semplice per giocare cavallo F3, si impedisce un attacco indiretto inchiodando il cavallo in F3, quindi D4 sarà solido, si potrà giocare alfiere 2, arrocco, alfiere 3, mettere la donna in C2, elettori al centro, magari giocare con A4 a 5, spingere in D5 in E5 con vantaggio schiacciante del bianco. Ok, il bianco ha giocato alfiere 3, alfiere G7 e anziché giocare quindi in stile H3, che avrebbe potuto intraprendere un sistema che avrebbe potuto impostare già una mossa prima, il bianco gioca H4, in stile Alfa 0. Beh, il bianco vuole giocare H5 con l'idea o di aprire la colonna H o di giocare H6, creando gravissimi problemi a questo alfiere, prendendo tantissimo spazio. Ok, se il nero si arrocca a corto magari H per G6. Il nero qua ha una scelta difficile, gioca H5 impedendo ulteriori avanzate del pedone H, però così facendo indebolisce la casella in G5 che può essere invasa dai pezzi bianchi. Alfiere B5 scacco, una mossa interessante perché vuole provocare C6, vuole evitare che il cavallo nero si sviluppi in questa casella, l'alfiere torna in E2, comunque si sviluppa, e a questo punto il nero gioca a cavallo D7. L'idea è portare il cavallo in F6 in G4, cioè G5 è debole, il nero spera che anche G4 lo sia, però questa manovra anche questa manovra è costosa in termini di tempi spesi, altri 3 tempi. Cavallo F3, cavallo F6, cavallo G5. Cavallo in G5 è fortissimo e si potrà coordinare con un pezzo. Adesso vedremo che si coordinerà con la donna in B3. Nero gioca a cavallo G4, minacciando di guadagnare tra virgolette, la coppia degli alfieri. Ecco, a questo punto notare che il nero ha speso 3 tempi, cavallo B8 D7, cavallo B8 D7 F6 G4, cavallo G8 F6 D5 B6 con i cavalli, ha meno spazio. G6 e H5 indeboliscono un po' la sua posizione. Il bianco inizia subito con donna B3, il bianco attacca F7, ora se nero tra virgolette guadagna la coppia degli alfieri, donna per F7 scacco, mossa intermedia, re D7, F per E3, il bianco partita vinta, perché ok, la coppia degli alfieri è un vantaggio posizionale infinitesimale, quasi leggerissimo, e non compensa che il re nero sia al centro, che il bianco abbia guadagnato il pedone in F7, che stia attaccando l'alfiere il pedone in G6, quindi la partita del bianco sarebbe stravinta. Il nero deve prendere provvedimenti, il nero arrocca, ma così facendo, arroccando già una direzione d'attacco al bianco. Il bianco cattura il cavallo
e si accingerà ad arroccare lungo e a iniziare un pawn storm nell'ala di re. Ora su H per G4 potrebbe seguire arrocco lungo per poi aprire il gioco con H5 con attacco già decisivo. Vediamo che il giocatore con il nero, che ha meno elo, ha appunto il nero, quindi è sulla carta è più debole, ha giocato un'apertura orribile, cioè che non vuol dire che gioca male. In questa partita ha giocato un'apertura obiettivamente orribile. Cavallo F6 è una mossa 2, obiettivamente ha già partita persa, non può più difendersi. Il nero ha giocato alfiere per G4, F3, attaccando l'alfiere va via, rocco lungo, si difende di 4. Ora il bianco inizierà a giocare G4, aprendo le colonne, anche a costo di sacrificare pedoni. Ora la posizione è molto difficile per il nero. Il nero gioca donna C7, la sua speranza era giocare I5, aprire la diagonale per questo alfiere, ma non c'è tempo. Forse il male minore, anche se il nero stava molto meglio, era provare a lanciare il pedone A. Ok, donna C7 e G4, fortissima. Ora il nero ignora e gioca E5, e che in caso di H per G4 il bianco gioca H5 con posizione devastante. Si può anche sacrificare materiale se vuole prendere in G6 o giocare H6, su G per H5, torre per H5, tutti i pezzi bianchi arrivano, torre H1, donna C2, 5, donna H7, un vantaggio abissale. Il nero gioca quindi E5, il bianco ignora il pedone, apre le colonne. Il punto è che se vuole anche catturare in G6, prendere in D4 non cambia lo status quo, il pedone è difeso, alfiere per, torre per, il nero ha gli stessi problemi. Se il nero prende torre G1, preparandosi poi a raddoppiare, magari prendendo prima in E5, il nero ha partita persa, c'è pressione. Se il nero si sposta potrebbe seguire la presa, poi magari l'attacco al difensore di F7. Se la torre si sposta si cattura F7 che ha attaccato 2 volte. Se il nero per esempio da scacco, cattura G5, torre per G5, poi torre G1 e torre per H5, attacco decisivo, il matto della scaletta e si vince. Devastante. Quindi in questa posizione il nero è disperato, il nero giocare H8, però che l'attacco continua H per G6, si vuole prendere anche in F7. Ora il punto è che se si recupera il pedone H5, il bianco apre la colonna H e vince, la colonna H non si può non aprire. Il nero quindi ha giocato F6 cercando di mantenere tutto chiuso, ma ora H5. Bellissimo, appunto il giocatore forte, il giocatore a volte con molto elo in più, a volte vede cose che il nero non vede. Il nero magari pensava che il bianco dovesse muovere il cavallo, invece H5 si ignora tutto. Si vuole continuare con H6, attacco continua, immutato. Da questo punto il nero accetta il cavallo perché persa per persa, che giocare una mossa come alfiere H6 si imbatteva in cavallo F7 scacco, visto che scacco non esiste alfiere per E3 scacco intermedia, perché prima di tutto è scacco, e se re si muove cade H6, se si cattura in F7 cade G7 e si vince. Su torre 7, ci sono altre mosse che vincono come aprire il gioco, ma anche G7, per promuovere a donna, no? Su H8 donna e matto vince. Se nero cede la qualità anche qui il bianco vince, no? Torre G1, su scacco re B1, si minaccia matto, se si difende il matto, non so, torre H6 vince, poi si entra con la donna, si spinge il pedone, cioè completamente vinta questa posizione. O donna F7 prima, cioè, o si prende prima, cioè è completamente vinta, ma c'è anche la qualità in più, pedone in più. Quindi alfiere H6 non salva, F per G5, nero prova invece a prendere il materiale, ma ohimè H6, vincendo, i pedoni arrivano. Devastante è che ora spostare l'alfiere perde perché si aprono le colonne con la forza, attacco doppio, su re H7 G per F8 donna, con 2 donne in più e matto in poche. Su alfiere per G7, H per G7, scacco doppio. Il nero deve prendere in G7 con il re, torre G1. Ora basta guardare la posizione. Il nero non ha nemmeno un pezzo in più, forse può guadagnare F3, ma sta per perdere G5, sta per prendere matto. Questi pezzi non partecipano nella difesa, nemmeno la donna, mentre tutti questi pezzi si partecipano all'attacco. Ora per esempio su torre per F3, su qualsiasi altra mossa, torre per G5, il bianco vince per esempio qua, guadagna la donna, no? Se non da matto prima. Se si gioca la torre F7, torre per F7. E F8 era la stessa cosa, stessa identica cosa. Torre H7, torre G7, vincendo. Di qua dopo H6 nero ho provato a giocare torre per F3, ma H per G7, scacco doppio, re per G7 unica e torre H7, nero abbandona.
sono trascorse appena 22 mosse, quindi questa è una miniatura in gergo scacchistico, e Nero ha perso, quindi abbiamo visto, no, la differenza tra i due giocatori, e quindi abbiamo visto che è importante, se si gioca contro un giocatore forte, giocare un'apertura, un sistema di apertura decente, no, per non perdere subito. E incentivo inoltre tutti gli ascoltatori ad allenare sempre calcolo, strategia, finali, tutti gli aspetti del gioco, in modo da ridurre appunto la differenza con questi giocatori più esperti, ridurre la differenza di elo, la differenza statistica, e si faranno contro i giocatori più forti partite sempre più interessanti, finché una volta che il livello aumenta si inizieranno a portare a casa i punti. Spero che questa partita, questo esempio sia piaciuto, e ci vediamo alla prossima con altri video. Alla prossima!